È giovedì 22 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Marco, con te come sempre leggeremo i quotidiani, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto torniamo a parlare della devastazione, perché di devastazione si tratta. Dopo il passaggio del ciclone Harry a Catania, il mare ha cancellato interi tratti del lungomare, sono state distrutte anche molte infrastrutture, l'emergenza riguarda Catania, ma non solo, lo vedremo nel corso della mattinata. Intanto vediamo questo servizio. È stata veramente una notte traumatica. L'onda è entrata direttamente fino ad arrivare là sotto. Addirittura c'è stato un momento in cui abbiamo visto un'onda superare la barricata, che comunque è una casa. Il ciclone Harry ha colpito duro e ha lasciato dietro di sé chilometri di danni, devastazione, paura, ma per fortuna nessun ferito. Si sentiva il mare come se fosse dentro casa, le onde fortissime. Quella che fino a ieri era la passeggiata più amata dai catanesi, oggi è un fronte di macerie. Al lungomare di Catania il confine tra terra e acqua è scomparso, lo vedete, questo è quello che è rimasto, una voragine che continua ad essere aggredita dalle onde alte, violente, spinte da raffiche fortissime. Questa notte hanno distrutto barriere, divelto arredi urbani, trascinato tutto quello che trovavano. Lunghi tratti del lungomare semplicemente non ci sono più, l'asfalto è stato mangiato dal mare, le ringhiere piegate, i marciapiedi crollati. Queste sono le immagini di ieri pomeriggio, quando la furia delle onde ha incominciato a sgretolare le strutture di via Villini a Mare, che questa mattina si presentava così. L'albero ha retto, almeno questo ha retto. Il resto però... Il cancello d'ingresso è stato spaccato a metà. Furia incredibile, perché il mare, dalle telecamere si vede che qua dentro c'era il mare praticamente. Dal lungomare di Catania al lungomare di Aci Castello e di Aci Trezza la scena di devastazione non cambia. Gli stabilimenti balneari di Aci Castello non ci sono più, si possono raccogliere pezzi per strada. Il bilancio dei danni è ancora provvisorio, ma una cosa è chiara, l'impatto è enorme, la costa ionica paga un prezzo altissimo e servirà tempo, risorse e interventi straordinari per ricostruire. Allora Marco, ricominciamo, anzi partiamo alla lettura dei quotidiani per questa mattina proprio da quanto accaduto a Catania, però poi andremo a rivedere anche altri luoghi che sono stati devastati, non solo nella provincia di Catania, ma anche sul litorale messinese intanto. Marco. Si sentiva anche nel servizio, Angelo, della costa ionica, no? Allora noi ci spostiamo subito sulla nostra homepage di siciliaweb.it, perché vi faccio vedere l'apertura che è questa costa ionica devastata. A Catania niente lezioni per il quarto giorno, questa è l'altra notizia, con Trantino che parla di verifiche nelle scuole. Arriva Musumeci, lo sappiamo, nel primo pomeriggio di oggi, lungomare a pezzi, 22 evacuati a Randazzo, Messinese in ginocchio, ferrovia sospesa nel vuoto. Qua ci sono anche tutti i nostri servizi, compreso quello che avete appena visto con le dichiarazioni di questa signora che dice: per un momento è sembrato che il mare mi fosse entrato in casa, quel che resta del lungomare di Catania anche in questo caso abbiamo visto, e i danni, ieri ha parlato il sindaco, per decine di milioni. A proposito di danni poi si fa il conteggio anche generale a livello regionale. Vi porto adesso invece sui quotidiani, perché vi faccio vedere innanzitutto l'apertura della Sicilia, quotidiano di Catania, perché partiamo appunto con le letture dei quotidiani andando nella provincia etnea, e questo è il titolo che troviamo: l'isola a pezzi, l'allerta in Sicilia è finita ma il primo bilancio è devastante, $500 milioni di danni, questa cifra ritorna su tutti i quotidiani. Oggi giunta regionale straordinaria e sopralluogo del ministro Musumeci nelle zone più colpite. È una notizia che ha avuto risalto, non un eccezionale risalto, devo dire, considerando altre sciagure che sono successe a livello meteorologico, forse proprio perché fortunatamente non ci sono scappate delle vittime o dei feriti sui quotidiani nazionali. Qua siamo sul Corriere della Sera, perché vi faccio vedere il titolo della pagina che si occupa di questa notizia. Ce ne sono due pagine interne: il ciclone Harry devasta le coste
onde, onde fino a 16 metri e miliardi di danni, colpite Sicilia, Calabria e Sardegna. La solidarietà di Fiorello, ne abbiamo parlato anche noi, cosa mai vista, acqua e sabbia nelle case, un'onda record, pensate 16,66 metri i valori registrati dalla Boa a sud della Sicilia il 20 gennaio alle 14:30, per cui stiamo parlando di 2 giorni fa. Questa era l'altezza delle onde. E poi sempre sul Corriere si fanno un po' altri numeri, i 130 km all'ora, la velocità nei suoi picchi sviluppata dai venti che si sono abbattuti sulle coste ioniche nei giorni scorsi, 9,71 metri, 9,71, l'onda registrata alle 19 di martedì a Catania, per cui stiamo parlando di un'altra zona, quella era sul canale di Sicilia, e i 500 milioni di euro, mezzo miliardo di danni. Ritorniamo sulle pagine invece dei quotidiani regionali e dei quotidiani catanesi, perché vi faccio vedere invece il tomo di Catania della Sicilia, per tornare appunto al tema di cui abbiamo discusso anche nel servizio che abbiamo sentito poco fa, e si parla della città bombardata dal mare, con danni per decine di milioni di euro, il The Day After, allagamenti e crolli. Oggi lo sappiamo, i controlli nelle scuole, da domani si spera, Angelo, verso la normalità. A te. Allora, abbiamo visto quello che è successo sulla città di Catania, in parte, in qualche modo. Adesso però andiamo con il nostro Tonino De Mana a Torre Archirafi, a Riposto, a Mascali. Siamo in provincia, ma sono dei luoghi che abbiamo scelto fra i tanti che abbiamo trattato, dove ci sono stati tantissimi danni e tantissima preoccupazione, c'è scoramento anche nelle persone. Vediamo il servizio. Si leccano le ferite anche Torre Archirafi, Riposto e Mascali, colpita al cuore dalla furia del mare. Mare, arrivato fin dentro la chiesa Santa Maria del Rosario a Torre, svegliando di soprassalto anche padre Sebastiano Guerrera. In chiesa è entrata anche l'acqua e quindi abbiamo, per così dire, stiamo cercando un po' di asciugare dove possiamo fare e davvero cercare di riprendere, di rimetterle in sesto. Onde alte anche 10 metri che hanno devastato ogni cosa, trascinando massi e blocchi di cemento e schiantandoli contro abitazioni e attività commerciali. Sopralluoghi uno dietro l'altro per il sindaco Pasta, intercettato nei pressi della Capitaneria di Porto di Riposto. La macchina organizzativa della Protezione Civile insieme al prefetto, che è stato molto presente per tutti e 2 i giorni, ha funzionato bene perché abbiamo allertato in maniera corretta i cittadini in modo tale che non si recassero nei luoghi pericolosi. Abbiamo anche fatto delle evacuazioni preventive che poi sono risultate essere importanti, perché altrimenti avremmo potuto avere più evacuati e più rischi, perché poi quando c'è l'emergenza in corso intervenire diventa più complicato. Non va meglio a Fondachello di Mascali, le cui strade sono state invase dai detriti. La situazione peggiore nelle vie Spiaggia e Carrata. Abbiamo avuto parecchi danni soprattutto nelle abitazioni private, nelle attività, e il problema che ci stiamo ponendo pesantemente è sulla questione delle attività, perché ci sono molte persone che lavorano in quest'area. Gli fa eco il vice sindaco di Mascali, Veronica Musumeci. Già da stamattina i primi mezzi di soccorso in strada per aiutare, ovviamente, per permettere di raggiungere tutte le attività e le famiglie. Da queste parti fango e scarponi sono una triste consuetudine. Marco, torniamo di nuovo alla lettura dei quotidiani. Torniamo ai quotidiani e torniamo proprio nella zona interessata da quello che avete sentito all'interno del servizio. Stiamo parlando di Fondachello, di Torre Archirafi, insomma in sintesi la fascia ionica del catanese. Questo è il risveglio dopo la tempesta, lo leggiamo sempre dalla Sicilia, cancellati lidi, case e attività. Ci sono persone che sono rimaste praticamente senza lavoro in questo periodo. La fascia ionica, una mareggiata senza precedenti come non si vedeva da 50 anni, mentre la protezione civile è al lavoro con mezzi pesanti. Si contano i danni di una notte apocalittica che ha messo in ginocchio il turismo e anche l'economia. Questo è un dato fondamentale su cui certamente riflettere. Ci sono anche le notizie della fascia diciamo etnea, Biancavilla e Randazzo, 22 evacuati, tetto divelto a Sancono, a Calatabiano, il mare che travolge un ristorante e l'ex villaggio. Restando sempre sulla fascia ionica ma andando verso sud, questa è la situazione
invece, guardate, vista dall'alto della zona della playa di Catania, con i villaggi, la zona industriale e la lunga invasione del mare, con i racconti notte di terrore a Primosole Beach. Stavolta le aziende andavano chiuse, qualcuno dice che la tutela andava data anche ai lavoratori che magari invece sono andati regolarmente nel loro posto di lavoro durante queste giornate, 2 giornate di tregenda. A te. Ci spostiamo adesso, andiamo nel Messinese, perché la situazione anche lì è davvero, direi, drammatica, perché gli abitanti dei paesi costieri non solo spalano il fango dalle abitazioni, ma sono in grandissima difficoltà. Anche il primo cittadino di Roccalumera, parlando con noi, ha detto: ho paura che non ci rialzeremo più. Sentiamo e vediamo. Io stamattina quasi stavo per piangere, perché a vedere quello che è successo non lo so se ci rialzeremo. Scenari da devastazione sulla riviera ionica di Messina dopo il ciclone Harry. Il mare continua ad arrivare sino al lungomare, o quel che resta del lungomare. Questa è Furcisicolo, ma la situazione è davvero complicata, difficile in tutti i paesi della riviera, e i cittadini hanno trascorso una notte davvero difficile, complicata, anche con tanta paura. Io sono nato proprio qua vicino al mare e non me lo ricordo mai un mare così forte, proprio di una violenza inaudita, proprio una cosa pazzesca. Noi non abbiamo dormito tutta la notte, 3:30, 4 c'è stato il picco e praticamente quasi ogni onda entrava dentro, ci ha divelto un pochettino il cancello e l'acqua andava sotto, ha riempito un po' il seminterrato. È stato tremendo veramente, vedere quelle onde altissime, più di 10 metri, 11 metri, ha distrutto tutto. Adesso dobbiamo intervenire immediatamente per rimuovere la sabbia laddove è possibile nelle vie, e lo stiamo già facendo. Non bastiamo noi chiaramente come comune, serve un intervento sinergico del governo regionale e del governo nazionale. C'è bisogno di un intervento forte dello Stato, perché la regione non ce la può fare, qua ci vuole veramente qualcosa di forte. La richiesta è l'intervento dello Stato, l'intervento della Regione. Ci sono stati già i primi movimenti, diciamo, c'è stata una convocazione di una giunta straordinaria regionale, come dicevi tu prima, oggi arriverà nel pomeriggio il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Insomma, si incomincia e si cerca di intanto fare, non dico un bilancio dei danni, ma una prima conta dei danni, perché sarà complicato poter fare veramente nelle prime ore un bilancio complessivo. Però la situazione nel Messinese, dove è saltata anche la tratta ferroviaria a Scaletta Zanclea, è davvero complicata. Angelo, e andiamo a vederla attraverso le pagine della Gazzetta del Sud. Dicevi dell'intervento dello Stato, che è necessario, fondamentale, come è successo in tante altre zone d'Italia dove si è abbattuta una devastazione simile, visibile dalle immagini che vi abbiamo fatto vedere e dalle foto impressionanti che ci sono su tutti i quotidiani, chiaramente soprattutto su quelli regionali. Il ciclone Harry, qua siamo su Gazzetta del Sud, visto che parlavamo del Messinese, il ciclone Harry che distrugge la costa orientale e il mare, inghiotte strade, ferrovia, come dicevi tu Angelo, e impianti da Messina a Siracusa, devastati 100 km di litorale, danni già per $500 miliardi, questa è la cifra ormai ricostruita da tutti, dichiarato lo stato di calamità. Queste le immagini di quei binari praticamente sospesi nel vuoto e travolti dalle acque, ma restando sempre su la Gazzetta del Sud si parla appunto delle stime, dicevamo, dei danni con i 500 milioni. Ci sono anche le parole della Premier Meloni: sosterremo le comunità colpite dal ciclone. Oggi appunto seduta straordinaria della Giunta regionale per chiedere al governo centrale la dichiarazione di emergenza nazionale. Rischio meteo, il nuovo bollettino: verde in gran parte dell'isola, allerta gialla solo per le province di Catania e Messina nella giornata di oggi. Ancora delle indicazioni che troviamo dalla Gazzetta del Sud, perché abbiamo detto della difficoltà per chi lavora, perché per chi ha lavorato in quei giorni e per chi ha perso tante economia in quei 2 giorni e rischierà di perderla nel futuro. Qua siamo sempre sulla Gazzetta del Sud, decine di famiglie sfollate, commercianti disperati, tutti costretti ad arrangiarsi per un'emergenza che non si sa quanto durerà e una ricostruzione
ricostruzione che si preannuncia lunga e complessa. Siamo a Santa Teresa di Riva. L'ultima pagina prima di tornare da te, Angelo, è questa. La Riviera Sud di Messina in ginocchio. Non sappiamo come ripartire. Anni di sacrifici spazzati via, enormi danni in ristoranti, botteghe e lidi balneari, anche quelli che ancora attendono i ristori, pensate, dal 2023, con il mare che, come abbiamo visto, ha anche invaso tantissime case. Angelo. Sì, Marco, prima di così chiudiamo con questo, diciamo, questa finestra, abbiamo chiuso diciamo, quella dedicata, la sezione di trasmissione dedicata almeno per il momento alla rassegna stampa e anche a Maltempo. Più avanti in trasmissione stamattina ci collegheremo ancora con il lungomare di Catania, con San Giovanni Licuti, vi faremo vedere che cosa sta succedendo, qual è la situazione questa mattina. Chiedo alla regia se siamo nelle condizioni, visto che parliamo di condizioni meteo, qual è la situazione attuale. Allora, facciamo vedere come si presenta stamattina il cielo sul Catanese, e qui siamo evidentemente sull'Etna. Possiamo fare vedere questa immagine. Il cielo non è esattamente sgombro di nuvole, però si intravede chiaramente la neve che ha bassissima quota, quindi ancora la situazione non è diciamo rientrata, e nei prossimi giorni le previsioni parlano di nuove piogge, addirittura forse nella giornata di oggi ci potrebbero essere anche delle precipitazioni. Possiamo vedere anche un'immagine che arriva da Taormina, così vi mostriamo qual è. No, questa è una situazione che arriva invece da Catania, se non sbaglio, e quindi sono immagini che arrivano in diretta con le nostre telecamere, quello che vi possiamo mostrare. Speriamo che, eccola qui, Taormina, anzi no, qui è la playa di Catania, se non vedo male, riusciamo a zoomare non di più, però questa è la situazione, e con il mare ancora non perfettamente rientrato, quindi vi stiamo mostrando in tempo reale qual è la situazione meteo, qual è la situazione anche del mare. Abbiamo visto due punti diversi nella stessa città di Catania. Questa invece la telecamera che vi facevamo vedere prima ci mostra un tratto diciamo della circonvallazione, ma la situazione è relativamente tranquilla. Ci torniamo poi di nuovo con le immagini per vedere qual è la situazione questa mattina, ma intanto voltiamo pagina, proseguiamo la nostra diciamo, il nostro approfondimento, i nostri temi scelti per la mattinata, perché ieri c'è stata una confisca di beni per 1,3 milioni di euro ai familiari di un imprenditore agrigentino considerato vicino a Cosa Nostra, una ricchezza che sarebbe stata, secondo l'accusa, accumulata anche con prestiti usurai. Un patrimonio di oltre 13 milioni di euro è quanto aveva accumulato un imprenditore del settore della produzione e commercializzazione di olio alimentare di Agrigento, beni per i quali adesso la DIA ha disposto in via definitiva la confisca. L'uomo già deceduto fu ritenuto a suo tempo contiguo a Cosa Nostra Agrigentina. Tra gli anni 80 e 90 ha accumulato la sua ricchezza concedendo prestiti usurai per importi ingenti legati alla propria attività commerciale. Considerato socialmente pericoloso proprio per questa sua attività, ma anche per la sua vicinanza mentre era in vita alla mafia della Valle dei Templi. I beni, adesso confiscati, sono oggi intestati ai suoi familiari e sono di un valore sproporzionato rispetto ai redditi e ai tempi dichiarati dall'imprenditore. Si tratta di 30 immobili, fabbricati, terreni e 3 complessi aziendali con sede nelle province di Agrigento e Messina. Attenzione. Allora, abbiamo sentito dunque il servizio su questo intervento, diciamo, nei confronti di questo imprenditore, una confisca di 1,3 milioni di euro. Adesso vediamo un attimino, torniamo di nuovo alle notizie dai giornali. Siamo sulla pagina di Agrigento, Angelo, del quotidiano La Sicilia, perché ovviamente il titolo, che sarebbe stato probabilmente il titolo di apertura del tomo di Agrigento, finisce nelle pagine interne, perché anche in quella zona si è abbattuto il ciclone. Eccolo qui il titolo della notizia che abbiamo sentito. Anche dalla Ferrari alla Villa Taormina, confiscato un tesoro di 13 milioni, allo Stato il patrimonio dell'imprenditore defunto re dell'olio vicino ai clan, e ci sono tutte le indicazioni con le indagini che sono state condotte dal personale della direzione investigativa antimafia di Agrigento. Quindi 13 milioni, chiedo scusa, ho detto prima 1,3 milioni, 13 milioni sequestrati a questo imprenditore
Ora invece una pagina bella perché c'è da registrare un premio importante, il Leone d'Oro alla carriera per Emma Dante. Ha portato la Sicilia alla ribalta, questo è quello che si legge nelle motivazioni della Biennale di Venezia. Un artista, una donna che partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo, ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Ciprie Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma anche dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra. Con questa motivazione la Biennale di Venezia ha assegnato il Leone d'Oro alla carriera Emma Dante, che in occasione del festival presenterà in prima assoluta I fantasmi di Basile. Immediate le congratulazioni del sindaco La Galla. Dalle sue opere emerge, dice il primo cittadino, una Palermo autentica, complessa, dolorosa e vitale, raccontata con uno sguardo libero, coraggioso e profondamente umano. Il suo teatro ha dato voce agli ultimi, alle marginalità, alle fragilità sociali e familiari, trasformandole in un linguaggio artistico potente e universalmente riconoscibile. Beh, un bel riconoscimento questo per Emma Dante sicuramente, ma la Sicilia anche in qualche modo ne trae beneficio e vantaggio. Esattamente, perché arriva anche per la Sicilia, questo in senso figurato ovviamente, certo, questo grande riconoscimento. E siamo sulla pagina della Società e Cultura del quotidiano La Sicilia con il titolo che è questo, Emma Dante, un premio all'impronta siciliana di un linguaggio forte. Alla più celebrata regista italiana di teatro e d'opera, il Leone d'Oro alla carriera della Biennale Teatro, assegnato appunto alla regista palermitana alla carriera per appunto la Biennale Teatro 2026. Vi devo fare vedere ancora, perché 2 prime pagine le abbiamo viste, vi faccio vedere ancora le altre 2, cioè quella di Repubblica Palermo e fra poco quella del Giornale di Sicilia. Su Repubblica Palermo chiaramente ancora il titolo, anche in questo caso, anche se la zona palermitana è stata magari quella fra quelle meno colpite, però chiaramente è un quotidiano regionale e chiaramente Harry è il tema determinante in queste pagine. Fa scempio delle coste, danni per $500 milioni, il ciclone dei vassi litorali, colpita soprattutto la zona orientale, la regione chiederà oggi lo stato d'emergenza, il dramma delle isole minori, anche questo è un tema, le voci degli sfollati, dei gestori dei lidi e dei pescatori, abbiamo perso tutto. E poi c'è il ritorno che vi segnalo dei trattori, gli agricoltori torneranno a manifestare contro l'accordo con il Mercosur, no all'intesa Unione Europea-Sud America, riparte il movimento dei trattori. Chiudiamo la nostra rassegna stampa regionale con il Giornale di Sicilia. Anche in questo caso ci sono le cifre, oltre che le immagini. Un ciclone da $500 milioni è la prima stima dei danni in Sicilia. Meloni assicura sostegno, Catania devastata, litorali distrutti. Queste le immagini, guardate, di questa casa che praticamente è finita in mare, staccata dalla restante parte dell'abitazione. Interruzioni sulle ferrovie, in alternativa arrivano i bus e chiaramente tanti danni anche ai natanti, gli effetti sul lungomare di Mascali accanto sul porto dell'Acquasanta. Tante foto, tante immagini che vi abbiamo fatto vedere anche nei nostri telegiornali. A te Angelo. Grazie Marco, fra poco leggeremo i quotidiani nazionali, prima però facciamo un attimo una rapida diciamo, incursione in quello che è il traffico su Catania, vedendo quello che succede al Tondo Gioieni. La situazione è quasi normale stamattina in considerazione del fatto che nei giorni scorsi le auto erano davvero pochissime considerato il maltempo. Come vedete c'è sicuramente un po' di rallentamento sulla corsia che va in direzione Ognina, almeno per quello che stiamo vedendo qui. Sono le auto che sono incolonnate a sinistra nei vostri teleschermi, mentre sembra più scorrevole. Qui siamo invece su via Vincenzo Giuffrida, una telecamera che ci mostra il traffico, flusso sicuramente molto
molto intenso quello che possiamo osservare su via Vincenzo Giuffrida. E poi ancora sulla circonvallazione, la parte bassa in direzione Ognina si cammina in maniera piuttosto, almeno in questo tratto, piuttosto scorrevole, mentre invece in risalita la direzione verso il Policlinico c'è un po' di rallentamento. Abbiamo visto le immagini anche che abbiamo proposto prima della playa di Catania con la nostra telecamera che vi ha offerto per l'appunto quello che è il litorale catanese. Magari se riusciamo a mostrarlo, non so se siamo in grado in questo momento, lo chiedo alla regia, di tornare. Eccolo qui, sono le immagini che arrivano dalla playa di Catania. Abbiamo interviste per un attimo, un problema di messa a fuoco, eccola qui adesso l'immagine vista davvero da molto lontano, però questa è la playa di Catania. È tutto, per adesso ci fermiamo qui, fra poco torneremo a leggere i quotidiani, come detto saranno quelli nazionali con Marco Carli e poi i primi ospiti. Ricordo anche che ci collegheremo stamattina con il lungomare di Catania, con anche San Giovanni di Cuti per cercare di capire cosa sta succedendo in questo momento, qual è la situazione attuale. E allora torniamo di nuovo insieme, ripartiamo con la lettura dei quotidiani, quelli nazionali ora con Marco Carli. Quelli nazionali, Angelo, che parlano di vicende soprattutto internazionali, perché come al solito tiene banco Donald Trump con le sue dichiarazioni di tenore completamente diverso, ma soprattutto tiene banco un accordo che sarebbe stato trovato fra la NATO e gli Stati Uniti per quanto riguarda la Groenlandia. Ieri Trump era, anche oggi ci sarà a Davos in Svizzera per il World Economic Forum e lì ha parlato della situazione della Groenlandia. Prima dicendo non arriverò con le armi, però avete visto quello che è successo in Venezuela, diciamo piccole minacce, fra virgolette, velate, e poi invece in tarda serata per noi l'accordo con la NATO, o almeno quello che sarebbe l'accordo. Allora andiamo sul Corriere della Sera, che riassume così quello che vi ho raccontato poco fa. La svolta di Trump dopo le minacce. Il leader degli Stati Uniti ha attaccato l'Europa. Senza di noi parlereste tutti tedesco. Questo dice Trump, te lo immagini, no Angelo? Io e te a parlare tedesco del Catania. Comunque Bruxelles stop all'intesa con l'America sulle tariffe, Meloni dialogo tra alleati. Groenlandia niente uso della forza. Poi incontra Rutte, lo ricordiamo, segretario della NATO, verso un accordo appunto con la NATO e ferma i nuovi dazi, quelli che sono stati messi per chi ha mandato forze militari in Groenlandia. Ritorniamo poi su quello che è successo in casa nostra, perché il riferimento sul Corriere della Sera è in prima pagina con la foto: onde di 16 metri in Sicilia, danni per 500 milioni. Andiamo poi su Repubblica, la svolta di Trump, questo è il titolo. Il presidente degli Stati Uniti a Davos attacca l'Europa, è irriconoscibile. Poi l'annuncio a sorpresa dopo il vertice con Rutte, definito con la NATO un accordo vantaggioso sulla regione artica, niente dazi da febbraio per i paesi dell'Unione Europea. Sembrerebbe che l'America otterrà il controllo, almeno da quello che traspare di questo incontro e di questa intesa con la NATO, sembrerebbe che l'America dovrà ottenere il controllo di alcune parti della Groenlandia, ma chiaramente è tutta un'intesa che va definita, anche perché non è la prima volta che Trump con entusiasmo ratifica un'intesa che poi però va tutta messa sulla carta. Giravolta Trump, questo è il titolo della stampa, prima la minaccia: ci serve a tutti i costi, poi l'annuncio, intesa NATO, non metto più nuovi dazi. Il presidente contro tutti al forum svizzero, gli insulti all'Europa irriconoscibile, comprensione per Cina e Russia, ma l'importanza della Groenlandia è certamente strategica, perché è logico che
divide il mondo, l'abbiamo fatto vedere tante volte anche nelle cartine, divide il mondo proprio al nord dell'emisfero fra la parte ovest e quella est, che sono molto vicine in quella parte del territorio della nostra terra. E sul resto del Carlino, Groenlandia, svolta Trump, intesa con la NATO e stop ai dazi. Il presidente l'accordo storico con Rutte l'ha definito forse uno degli accordi più importanti siglati negli ultimi anni. Abbiamo ottenuto siglati è forse una parola grossa, abbozzati. Board of Peace, Meloni interessa, qui stiamo parlando della striscia di Gaza. Meloni interessata, ma per ora è incompatibile con la Costituzione, per cui forse l'Italia in tal senso si tirerà indietro. Ovviamente sulla questione Groenlandia c'è il tema anche economico, per cui su Milano Finanza troviamo questo titolo: Trump non invade l'Unione Europea, un titolo un po' da risico. Il tycoon ribadisce le pretese sull'isola artica, ma quantomeno limita le minacce. E c'è la nota economica, perché quando Trump ha parlato, era pressappoco poco dopo l'ora di pranzo in Italia, le borse hanno ricominciato a salire, tutti i titoli sulle borse. Sollievo sulle borse europee che recuperano parte dei cali iniziali. Milano chiude con il meno 0,5%, questo su Milano Finanza. Poi ovviamente abbiamo visto il tema, ma c'è chi preferisce concentrarsi sugli attacchi di Trump, perché è vero che Trump poi fa un passo indietro, è vero che poi dice ho raggiunto un'intesa con la NATO, ma è altrettanto vero che prima di tutto va a sferzare l'Unione Europea. E allora la verità parla di Trump attack. Il presidente americano striglia gli europei su immigrazione, green, farmaci e insiste: dovete darmi la Groenlandia. Questo l'ha detto ieri attorno all'ora di pranzo, appunto. Non voglio usare la forza, ma mi serve per la difesa nazionale ed è un bene anche per voi. Poi vede Rutte e annuncia lo stop ai dazi verso i paesi europei, e questa è la situazione. Come Meloni, vi abbiamo detto, frena sull'ingresso del board per Gaza. Ci sono altri giornali che preferiscono aprire, più che col passo indietro della sera, con le parole della giornata di Trump, come ad esempio il Manifesto. Il Manifesto fa questo titolo su Trump: a mondo mio. È un gioco di parole evidente, cioè l'idea che insomma il mondo venga visto solo dagli occhi degli Stati Uniti. Prenderemo la Groenlandia senza forza se ci direte di sì, altrimenti ce ne ricorderemo. Trump porta a Davos il suo attacco contro l'Europa perduta per colpa dei migranti e delle pale eoliche. Minaccia di fare il bis del Venezuela, come vi avevo detto. E poi ecco qua le 3 righe sul passo indietro che poi abbiamo trovato su quasi tutti i quotidiani come titolo principale. Poi dice di avere una base di accordo con la NATO e frena sui dazi punitivi. Dite l'opposto, perché ci piace farvi vedere anche le differenze in tal senso. Ad esempio il titolo sul giornale: accordo con Trump. Qui non si parla, o almeno si parla relativamente, delle minacce velate da parte del Presidente degli Stati Uniti. Si va soprattutto su questo: avvisate la sinistra, Donald attacca l'Europa, poi a sorpresa annuncia pace artica, via i dazi, e secondo il giornale vince la linea Meloni. Dello stesso tenore ovviamente il titolo di Libero: tanta isteria per nulla, Groenlandia, la farsa è finita, Trump a Davos, ritiri i dazi decisi dopo gli sbarchi dell'Unione Europea, annuncia un'intesa con i danesi, Meloni apre al piano di un consiglio per la pace con i russi. Stiamo parlando ovviamente del Board of Peace per quanto riguarda Gaza, ma per la firma è presto. Comunque avete visto anche questa notizia come è stata trattata dai vari quotidiani. Da un lato quello che è successo in Svizzera e ovviamente le parole di Trump che sono state di tenore opposto. Chi ha scelto di titolare con ciò che ha detto in serata, c'è chi invece è andato sul resto. Vi faccio vedere invece alcuni titoli diversi, come questo sul Messaggero: la stretta del Viminale
Sugli stadi, ricordiamo che c'è stato il divieto alle trasferte per quanto riguarda i tifosi Roma e Fiorentina dopo gli scontri in autostrada, decreto ministeriale per i 10 impianti candidati a ospitare gli europei 2032. Ricordiamo che l'Italia li ospiterà insieme alla Turchia. Riconoscimento facciale ai tornelli, control room per monitorare i tifosi, curve da massimo 10.000 posti. Questa è la stretta del Viminale e questa è l'apertura del Messaggero, che relega la situazione della Groenlandia al titolo sotto la testata. Altro giornale che apre con un titolo diverso, e poi ti restituisco la linea, Angelo, è il Fatto Quotidiano, nell'eterno scontro che c'è per la riforma della giustizia. Ecco il titolo: Nordio denuncia l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, perché ha detto la verità. Agcom per i manifesti del no, che riportano ciò che ha detto lui. L'autogol annuncia col sì, ma i più ministri indagati. Poi invece parla di bugie. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Angelo, a te. Grazie Marco, con te ci ritroviamo più avanti nella nostra mattinata. Prima di fermarci vedo già delle immagini che arrivano da Catania, e qui siamo a San Giovanni Licuti, stiamo vedendo per l'appunto le immagini che arrivano in diretta questa mattina. Fra poco ci collegheremo, sentiremo anche delle interviste, sentiremo anche diciamo che cosa sta succedendo in queste ore, come va diciamo purtroppo ahimè il lavoro intanto di pulizia, perché si tratta di rimozione di tutto quanto è rimasto, delle macerie, ecco, diciamo così, perché molte diciamo, strutture sono state completamente distrutte. Dunque fra non molto, restate con noi questa mattina a Buongiorno Sicilia, andremo a San Giovanni Licuti, che è il porticciolo, diciamo, la spiaggia nera di Catania. Adesso facciamo una breve sosta e poi saremo di nuovo insieme. Allora eccoci, siamo di nuovo insieme, saluto e do il benvenuto e ringrazio per essere tornato con noi Pucci Giuffrida. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, qui in veste sì di titolare di azienda vinicola, diciamo così, però stamattina parliamo di cultura legato anche al territorio, alla tradizione, in qualche modo anche al vino. Certo, anche al vino. Parliamo di Raio di Bellezza. È un'iniziativa che mette insieme due eventi, e questi eventi partono, adesso non so se la regia mi riesce a seguirmi in qualche modo, da questo libreccino che ho in mano, che è un manoscritto di un grande, diciamo, uomo di letteratura, ma anche di musica, di tutto. Di tutto. Questo... Antonio Veneziano. Allora, lo stiamo vedendo, eccolo qua, guardate. Questo manoscritto io l'ho acquistato nel 2019 e mi era stato proposto perché il titolo proprio è Canzoni siciliane. Io sono stato sempre fissato con la poesia e questo libricino sono tutte poesie scritte, manoscritte, sino alla fine del 1500, primi del 600. Quando ho comprato questo libro l'ho dato a un professore d'università che si chiama Francesco Carapezza, a Palermo, è un filologo, il quale si è fotocopiato tutte le pagine, ha fatto una ricerca e ha scoperto che dentro questo libro, questo manoscritto, ci sono 20 poesie inedite, sconosciute di Antonio Veneziano. Io personalmente non lo conoscevo questo Antonio Veneziano, come moltissime persone non lo conoscono. Lo conoscono solo i professori universitari, gli addetti ai lavori. È un poeta importantissimo per la letteratura siciliana. Perché importantissimo? Perché è stato amico, niente poco di meno che del Cervantes, Miguel de Cervantes, Don Chisciotte. E sono stati insieme in carcere ad Algeri un anno, entrambi, come dire, si sono raccontati, sì, però sono diventati amici.
e si sono raccontati, e sembrerebbe che, alcuni dicono, che la figura di Don Chisciotte per il Cervantes sia venuta da questa amicizia con Veneziano. Veneziano è un poeta di Monreale, importantissimo direi come Micio Tempio, come Giovanni Meli, però trascurato. Allora io cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare 2 eventi. Un convegno domani pomeriggio al Palazzo Platamone, dove verranno il professore Carapezza, che parlerà di queste poesie inedite. Verrà Gianni Carrera. Gianni Carrera è un filologo di Roma importantissimo, anche lui coltissimo, che da 3 anni a questa parte, ogni sabato al Teatro Stabile di Catania, parla di romanzi, da Dostoevskij al Tolstoj, da Sciascia a Pirandello, una cosa pazzesca. Lui parla di questi romanzi, poi si legge una parte del romanzo e lui completa. In questo caso particolare lui affronterà il problema religioso, perché Veneziano era anche gesuita. E quindi lui affronterà questo problema, gli altri affronteranno la poesia e poi Gianluca Vecchio, che è colui il quale mi ha fatto acquistare questo libro da Finarte, parlerà anche del... Questo diciamo avviene domani, ci sarà questa presentazione, questa conferenza, però l'iniziativa ha una finalità, quella chiaramente di portare poi in scena uno spettacolo. Esatto. E allora, così come altre volte con il vino, noi produciamo vino, il vino lo leghiamo alla letteratura. Per esempio Oscuro Oscuro l'abbiamo fatto diventare uno spettacolo teatrale. Anche questo, Raio di Bilix, è un vino, abbiamo fatto diventare un vino da collezione, l'abbiamo fatto tra virgolette nascere quando ho scoperto questa cosa qui, e adesso lo facciamo diventare uno spettacolo teatrale. Al Zoo, Centro Culture, domenica. Ascoltare telespettatori, perché sia domani che domenica è un evento unico, bellissimo, non perché l'ho fatto io, vedrete, chi viene si accorgerà di quanto è bello. Questo spettacolo teatrale ci sarà Alessandro Idonia che interpreterà Veneziano e quindi racconterà la sua storia. E poi ci saranno le Broken Consort, violino, violoncello, arpa, flauto e una voce cantante con musiche scritte da Carmen Failla. Carmen Failla è stata la vice direttore d'orchestra adesso in pensione del Teatro Massimo, musiche bellissime. Si parlerà di queste poesie e di questi racconti. Il filo conduttore di tutto questo spettacolo è il Mediterraneo. Perché? Il filo conduttore è il Mediterraneo e le musiche che voi, mi auguro, verrete ad ascoltare, sono tutte musiche legate alla tradizione mediterranea. Quindi si parla di Algeri, si parla della Sicilia, si parla delle poesie. È un'operazione, credo. Stiamo vedendo anche delle immagini intanto. Ecco, questo è l'evento che abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa, dove si vede violino, violoncello, arpa. Cioè sono suoni mediterranei che si intrecciano? Esatto, che si intrecciano. Questo signore è Francesco Randazzo, questo signore con il cappellino, che ha scritto proprio l'opera legata al carcere di Algeri, di entrambi questi 2 personaggi, e ha scritto un libricino. Su questo testo è stato fatto questo spettacolo. Un ultimo aspetto, e forse anche, diciamo, forse è quello più significativo, perché c'è la promozione dell'arte, c'è la riscoperta di un autore che magari non è stato mai valorizzato come meriterebbe, c'è la solidarietà. Sì, una parte del ricavato noi lo destiniamo a un'associazione che si occupa di malattie cardiache per i bambini nei paesi del terzo mondo. Una piccola parte, perché la volta scorsa, quando abbiamo fatto lo spettacolo Oscuro Oscuro, c'era stato un imprenditore di Catania che l'aveva integralmente finanziato. Mentre stavolta non c'è nessun finanziamento, quindi ci finanziamo con i biglietti, però ciononostante una parte del ricavato lo vogliamo destinare in solidarietà, perché un po' è il nostro messaggio, no? L'azienda c'è cultura, c'è arte, c'è solidarietà, l'insieme di queste cose fa la nostra azienda. Questo è un passaggio importante, significativo, perché si pensa anche a chi non ha possibilità, perché anche poco in questi paesi diventa tantissimo. Diventa tantissimo e ci abbiamo creduto sempre, ci ho creduto ancora prima
quando non facevo l'imprenditore, facevo solo il professionista, abbiamo fatto allora una donazione a dei preti che lavoravano vicino a Nairobi. Abbiamo fatto sempre delle piccole cose, sono le piccole gocce, che le gocce fanno il mare, no? Allora, grazie per questa bella, diciamo, esperienza che stamattina sei venuto qui a raccontarci, ad anticiparci in qualche modo, perché vedo anche la commozione in te, perché capisco che non è facile fare tutto questo. Sì, quello che si fa nella vita lavorativa come imprenditore ci consente di andare avanti, di vivere, però poi quando si pensa alla riscoperta di uno scrittore, di un autore che non è stato mai preso in considerazione nel giusto modo, si mette su uno spettacolo e assieme allo spettacolo si associa anche la solidarietà, significa che si guarda a 360 gradi e non soltanto in una direzione. E noi siamo particolarmente contenti e forse questo è la molla che ci spinge ad andare avanti e crederci sempre più. Qualcosa la dobbiamo fare per questa terra e la dobbiamo fare soprattutto, io sono vecchio, la dobbiamo fare per i ragazzi. Tanti ragazzi stanno andando via da quando è scoppiata l'Etnamania con i vini dell'Etna, molti sono rimasti e stanno lavorando qui nel nostro territorio. Speriamo che questo possa contribuire ancora di più. E speriamo che questo messaggio possa raggiungere altri giovanissimi e li possa convincere a restare in questa terra. In questa terra meravigliosa, ma in questa terra difficile. E magari contribuire a migliorare quello che non va. Che questo è importante, Ci vuole tanta buona volontà, però bisogna crederci, se ci si crede si ottengono dei risultati. Grazie a Pucci Giuffrida per essere stato con noi. Vi ricordo lo spettacolo Raio di Bellezza, lo spettacolo si svolgerà domenica 25 alle ore 18 al centro Zoo Culture Zoo La Ciminiera, mentre la conferenza è domani pomeriggio alle 17:30 al Palazzo Platamone. Palazzo della Cultura a Catania. Grazie ancora e in bocca al lupo. Fra poco torneremo di nuovo a vedere delle immagini purtroppo di devastazione, che sono quelle che ha lasciato poi i danni del ciclone Harry, ma intanto vedo già collegata da Ragusa la nostra Veronica Barbarino. Parleremo di integrazione, tutto questo fra pochissimo. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo un graduale miglioramento al sud Italia, si sposta il ciclone, ancora delle piogge sul lato ionico, ma anche il vento in attenuazione così come il motondoso. Per quanto riguarda la Sicilia, delle piogge mattinata residue sul lato tirrenico, altrove anche dei bei rassenamenti, ampia apertura del cielo, e durante il pomeriggio la situazione rimarrà generalmente stabile. Vento che sarà ancora moderato ma via via in attenuazione, così come il motondoso, mari generalmente poco mossi o mossi sotto costa. Nel corso invece di venerdì ritroveremo ancora un po' di variabilità, qualche fenomeno sul lato orientale, però la ventilazione sarà decisamente più debole o moderata ovunque, con mari quindi poco mossi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo, oppure seguite gli aggiornamenti sul nostro sito web. Allora, come anticipato, siamo di nuovo insieme per Buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di lavori in integrazione per un progetto che arriva dalla provincia di Ragusa. Siamo a Chiaramonte Gulfi. Il progetto si chiama SAI, ma per farci capire meglio di cosa si tratta, vedo già collegata la nostra Veronica. Buongiorno, ci sono tanti ospiti e allora raccontaci di questo sistema di accoglienza e integrazione. Eh sì, Chiaramonte nuovamente fa parlare di sé per questa generosità e questi progetti appunto che servono per accogliere e integrare tantissime persone che magari hanno più bisogno. Lo facciamo insieme a Salvatore Brullo, direttore generale della cooperativa Foco, e Salvatore Laterra, il ristoratore che ha accolto Hassan Mohamed, che viene dal Bangladesh e oggi vive a Chiaramonte e lavora appunto presso il ristorante del signor Laterra. Ma con Salvatore Brullo vogliamo parlare di questo progetto, il progetto SAI, in che cosa consiste e come aiuta questi ragazzi.
Sì, questi sono dei progetti di seconda accoglienza finanziati dal Ministero dell'Interno. Sostanzialmente la fase finale dell'accoglienza degli stranieri che arrivano in Italia e chiedono protezione internazionale. Quindi noi lavoriamo soprattutto su 3 assi principali che sono la tutela, l'accoglienza e l'integrazione, con tutto quello che c'è all'interno, quindi percorsi formativi, lavori, tipologie formative, aiuto per l'abitazione e quant'altro. A Chiaramonte abbiamo scelto un meccanismo un po' diverso, siamo stati tra i primi in Italia in realtà a sperimentare questo metodo, che è quello dell'accoglienza diffusa, quindi non un centro di accoglienza unico, diciamo, che può creare anche particolari problemi, ma tante piccole case diffuse su tutto il territorio del comune, quindi case piccole di 4-5 persone. Questo meccanismo aiuta la relazione sociale, i rapporti di buon vicinato, diciamo, i rapporti buoni con tutta la cittadina. Io mi permetto di approfittare di questo spazio per ringraziare tutta la città di Chiaramonte. Chiaramonte si è dimostrata una città veramente, direi più di accogliente, ma che ha sviluppato rapporti di reciprocità con noi, con tutti i ragazzi accolti. Abbiamo trovato un tessuto sociale veramente importante e che ci ha dato tante gratificazioni e ci ha permesso di raggiungere tanti risultati, come quello di Hassan, che è l'esperienza qua nel ristorante Maiore, che è uno dei tanti. Diciamo, abbiamo scelto anche un modello diciamo, che è replicabile in tutto il territorio, ma potremmo raccontare veramente centinaia di storie di questo tipo. Ecco, oltre a Hassan, appunto, ricordavi che avete aiutato tanti altri, da che parte del mondo arrivano i ragazzi? Guarda, tutto il Corno d'Africa, l'Africa in generale, quindi Centro Africa, Costa d'Avorio, ultimamente chiaramente vengono più dal Bangladesh, da paesi asiatici, però diciamo perché i ragazzi vengono inviati direttamente dal Ministero dell'Interno sulla base dei flussi di arrivo in Italia. Quindi abbiamo coperto veramente mezzo mondo. Bene, complimenti. Invece Salvatore Laterra, il ristoratore che ha accolto Hassan in questo caso, poi diciamo che ci sono tante altre attività come gommista, poi... Sì, assolutamente sì. Cosa c'è? Guarda, qui gli imprenditori di Chiaramonte si sono dimostrati eccezionali perché hanno aperto veramente le loro imprese e ci hanno sostenuto in questi percorsi di integrazione, di formazione in maniera eccellente. Noi abbiamo rapporti con tutte le imprese chiaramontane, dai ristoranti, non solo Maiore, anche altri ristoranti, imprese c'è Pittistoffi, l'impresa di gommista, fabbri, imprenditori edili, diciamo, possiamo spaziare un po' dappertutto. Veronica, sì. Volevo chiedere, ma questa integrazione, leggo tra le note che sono arrivate dalla redazione, avviene anche attraverso diciamo un inserimento anche che parte dalla scuola e quindi si frequenta la scuola. Certo, esattamente, noi diciamo questo, praticamente arrivano... Sì, arrivano, diciamo... Ci concentriamo moltissimo sull'insegnamento della lingua italiana e poi sui percorsi di formazione professionale direttamente all'interno delle imprese, quindi andiamo a strutturare dei percorsi per far insegnare proprio il mestiere, ma direttamente all'interno delle ditte, attraverso dei meccanismi partendo dai tirocini formativi, dai tirocini professionalizzanti. Diciamo, all'inizio il progetto dà anche dei contributi economici agli imprenditori che si rendono disponibili per avviare proprio questi percorsi, quindi diciamo è un meccanismo virtuoso che crea anche ricchezza interna all'interno del territorio, perché gli imprenditori chiaramente hanno la possibilità di selezionare il proprio personale e che poi andrà a formare proprio l'equipe lavorativa vera e propria. Ecco, infatti, cosa l'ha spinta a lei ad aprire le porte del suo ristorante? Hassan è arrivato con un tirocinio formativo, che è una formula bellissima questa, perché il ragazzo ha iniziato a lavorare, ha preso contatto proprio col lavoro e avendo una paga giusta, diciamo, no? Per quei 6 mesi di tirocinio. Alla fine del tirocinio, giustamente, io avevo già inquadrato il personaggio, non me lo facevo scappare, perché è un ragazzo serio, educato, cioè tutte le buone virtù che si possono
richiedere a un ragazzo, e gli ho affidato la sala. Cioè, lui gestisce il cliente una volta che arriva, non è una cosa semplice questo. Grazie anche alla formazione che aveva avuto, già parla discretamente l'italiano, cioè, riesce a capire le esigenze del cliente, che è una cosa non facile ed è importante. Allora, possiamo Bene, invece sentire, Hassan- scusa, infatti, lo dico, Sì, facciamolo infatti. sentire. Il protagonista di questa storia, Hassan, raccontaci un po' la tua storia, tu vieni dal Bangladesh. Sì, io vengo dal Bangladesh, sono 2 anni in Libia. Quando sono in Libia un po' guerra e poi non volevo stare lì perché rischio per la vita e poi è scappato con la barca. Quando sono arrivato a Siracusa e poi tramite carabinieri mi mando direttamente a Chiaramonte Gulfi. Sono arrivato con un progetto SAI, o Cooperativo Fuoco si chiama. Da 4 anni è stato lì, mi ha aiutato tantissimo per andare a scuola, per abitare, per mangiare, per tutto cosa. Anche quando è uscito fuori dal progetto e poi mi ha aiutato anche per elettrico domestico, per frigorifero, per tutto cosa. Ecco, ti hanno aiutato a mettere su casa. Sì. Quindi tu adesso hai il tuo appartamento con tutto quello che occorre per vivere. Ha comprato casa, cioè questa l'ha comprata. Quindi integrazione massima in questo territorio che ti ha aperto le braccia. Ma quando sono finito il progetto, prima di finire il progetto ho pensato che mi piace molto il Chiaramontane. È una città molto piccolina, però le persone sono molto bravi. E poi ho deciso per comprare una casa e poi io ho detto che è principale, che devo comprare una casa e voglio stare sempre qui. E poi mi ha aiutato per andare in banca, per comprare la casa, per parlare. Io di solito non lo conosco niente, come devo fare, che cosa da fare. Poi mi ha aiutato tutte cose per comprare, sempre mi consiglia come un genitore, questo da fare bene, questo non è bene, questo mi tratto sempre bene qualcosa. Bene. Angelo, non so se hai domande. No, volevo sentire e poi chiudiamo perché il tempo sta per scadere. Volevo parlare con il direttore della cooperativa, con Salvatore Brullo. Ne abbiamo già sottolineato l'importanza di questo, diciamo, come dire, di questo progetto. È un progetto che consente a questi giovani di poter pensare ad una vita diversa, ad un futuro con solide basi, perché se c'è un lavoro c'è la possibilità di creare una famiglia, c'è la possibilità di comprare una casa, c'è la possibilità insomma di programmare quello che in realtà poi invece difficilmente si riesce quasi sempre a fare. Sì, sicuramente l'obiettivo che ci siamo posti inizialmente quando abbiamo cominciato a gestire questi progetti era quello di trasformare il concetto semplice di accoglienza, che oggi è, devo dire, molto strumentalizzato, in qualcosa di diverso, in rapporti di reciprocità, vorrei dire, tra cittadini. Quindi non più qualcuno che accoglie chi ha bisogno, ma 2 persone che si mettono assieme per andare a realizzare dei modelli sociali nuovi, positivi e che diano benessere e ricchezza a tutta la collettività. Quindi c'è un percorso che si fa assieme tra di noi, tra gli operatori, tra tutte le equipe di progetto e i ragazzi che ci vengono affidati, che vengono assegnati al progetto di Chiaramonte, dove insieme si lavora proprio per creare un modello nuovo. Quindi i ragazzi sostanzialmente non sono più dei beneficiari semplici che usufruiscono di un servizio, ma diventano cittadini attivi che si rendono protagonisti all'interno delle città per creare dinamiche di ricchezza condivisa. Il fatto stesso che comprano casa, che si impegnano, che lavorano, che pagano le tasse, che pagheranno gli affitti quando sono, che creano rapporti positivi con tutta la città, per noi è un risultato veramente, veramente importante. Grazie. Quindi un lavoro diverso, diciamo, non un'accoglienza fine a se stessa. Molto bene, grazie allora a Veronica Barbarino da Chiaramonte Gulfi, ma grazie soprattutto a chi ha non solo pensato, ma poi realizzato, fatto diventare realtà questo progetto che si chiama SAI, grazie al direttore generale della cooperativa Fuoco, Salvatore Brullo, grazie anche a Salvatore Laterra e
ringraziamo e auguriamo buona fortuna ad Hassan, che ha approfittato, devo dire, molto bene appieno di questa grandissima opportunità. Ci dobbiamo fermare, fra pochissimo saremo in collegamento con Catania, da San Giovanni Licuti, con il nostro Edoardo Sergi, lo vedo già nei monitor di servizio, e torneremo dunque ad occuparci della devastazione, della distruzione provocata dal ciclone Harry. Sentiamo, anzi ci fermiamo e poi saremo di nuovo insieme. Bentornati a Buongiorno Sicilia, vi do prima del collegamento una notizia, un ultimo ore. I carabinieri di Palermo hanno arrestato 2 sedicenni, entrambi pregiudicati per furto aggravato in concorso. I 2 minori con un cacciavite avevano danneggiato parte del vano sottosterzo di un'automobile nel tentativo di rubarla. Sono stati fermati dai carabinieri ed hanno inveito poi contro i militari, danneggiato 2 autovetture di servizio. Adesso andiamo, come già anticipato, a San Giovanni Licuti. Siamo a Catania, nel porticciolo di San Giovanni Licuti. C'è il nostro Edoardo Sergi, con lui c'è Luca Faro, che è un ristoratore, uno di quelli che praticamente ha visto distrutta la propria attività. Stiamo vedendo delle persone, dei operai che stanno lavorando, stanno cercando di togliere i detriti. Edoardo, vengo da te. Sì, Angelo, un po' questa, no, la copertina che regaliamo ai nostri telespettatori stamattina grazie alle immagini del nostro Giuseppe Messina. La devastazione, una sorta di quiete dopo una vera e propria tempesta. Come hai detto bene tu, con noi c'è il proprietario del ristorante che è qua distrutto. Insomma, Luca, buongiorno, la situazione è quella che stiamo vedendo, i danni sono immani, penso. Volevo chiederti, se hai mai visto una cosa del genere, un po' anche qual è il tuo stato d'animo, perché parlare adesso del danno è forse anche superfluo, o meglio è importante, però bisogna ripartire in qualche modo. Buongiorno a tutti, come lei ha appena detto è devastante, vedersi sfumare il lavoro di una vita in un paio di minuti è una cosa drammatica. Niente, stamattina, già da ieri ci siamo attivati noi, tutto il mio staff a ripulire. Devo ringraziare le istituzioni comunali che già da ieri pomeriggio hanno tolto, tutta questa strada era invasa, non si poteva camminare, e mi auguro che continuino a ripulire il tutto, perché ancora dietro è impossibile accedere. Infatti adesso, Angelo, vedremo, grazie a Giuseppe Messina, che dietro è totalmente inagibile la strada, cioè San Giovanni Licuti è chiusa in questo momento. Come vediamo adesso c'è una gru che sta spalando i detriti, che sostanzialmente sono dei legni che provengono dal mare. La strada è chiusa, c'erano anche dei materassi, c'è qualsiasi praticamente cosa immaginabile, ma ecco, questo è quello che ci regala un po' anche la forza del mare. Prima è arrivata una pattuglia della polizia, c'è anche il rischio sciacallaggio in tutto, diciamo, questo marasma di cose, anche questo si aggiunge, perché dentro comunque ci sono cose di valore. Sì, ci hanno avvisato che bisogna stare attenti, anche perché di valore c'era, non c'è più niente, perché è stato tutto distrutto, ripeto, sia l'esterno che l'interno è tutto devastato. Io confido nella regione, nello Stato, che possa aiutare, ma non solo me, tutti quelli che hanno subito danni, perché i danni qui da me sono molto importanti e da soli è molto dura ripartire. Ripeto, ci siamo già attivati e cercheremo di risollevarci il prima possibile. Ecco, parliamo delle istituzioni. Oggi pomeriggio verrà il ministro della protezione civile Nello Musumeci. Ieri è anche arrivato un appello da parte di Piero Agen, che è il presidente di Confcommercio. Le istituzioni vi stanno vicine, cioè come si riparte dopo questa distruzione che vediamo in questo momento? A questo non le so rispondere, perché ancora devono riunirsi e decidere il cosa fare. Ripeto, mi auguro che trovino una soluzione per farci ripartire, perché è una cosa importante. Nessuno si aspettava un tempo del genere, non se lo ricordo neanche i pescatori, quindi è stato un evento catastrofico. Mi auguro che vada tutto per il meglio. Peraltro stamattina sentivo al meteo che fine settimana ci sarà un'altra perturbazione nelle aree già colpite dal disastro. Sì, sì, volevo semplicemente, adesso in questo momento si sta semplicemente togliendo tutto quello che è le macerie, ecco. Forse il termine giusto sono macerie, il termine giusto è macerie, per definire tutto questo. Ma cosa si può fare
Io lo chiedo a lei perché è un'attività che è proprio, diciamo, accarezza il mare. Ma cosa si può fare per proteggerci dalla furia del mare, da queste tempeste? Perché immagino ci possono essere delle soluzioni, forse saranno costosissime, dipenderà chiaramente dalle decisioni che prenderanno poi anche a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, però in qualche modo questa costa va protetta. E allora io credo che una preoccupazione di questa portata non ci possa essere niente che la possa fermare, come abbiamo visto anche da tutte le altre parti, le barriere non riescono a sostenere. Se ci avviciniamo vi faccio vedere la struttura sotto, che pesa migliaia di chili, il mare l'ha alzata. Ora lo vedremo, grazie al nostro Giuseppe Messina. Perché è stato tutto progettato in funzione del mare. Stessa cosa anche la veranda esterna, infatti la veranda ha tenuto, nonostante sia tutta devastata, ma le onde così alte, un mare così forte, ripeto, non si vedeva da 50 anni, quindi nessuna protezione, nessuno poteva fare nulla. Tra l'altro noi stiamo vedendo appunto questo era per terra, quindi è stato alzato e anche il dorso, diciamo la parte esterna è distrutta, che penso sia anche una delle cose che costa di più, no, in un'attività. Abbastanza, ma infatti è stata fatta così bene che distrutta ma ha retto, ma ripeto, con una forza così del mare non ci può niente nessuno, non ce ne sono barriere che la possono fermare. Abbiamo una Sicilia devastata. Insomma, io adesso non sento lo studio, quindi per favore richiamatemi, però ecco Angelo, un po' è questa quella che è la cartolina che ti regaliamo, una cartolina che non volevamo sicuramente raccontare perché la distruzione è ovunque, si sono salvate le teste di Moro, un po', possiamo dire questo. Ma là ci ridiamo, voglio dire, i guardiani che ci osservano, ma dobbiamo essere positivi e vedere le cose, il bicchiere è mezzo pieno, mai abbattersi e ripeto, l'importante è che non sia fatto male a nessuno e non ci siano morti né feriti, questa è la cosa più importante. Ottimo, grazie Luca. Angelo, prima di restituirti la linea, io ti vorrei regalare un po' questa cartolina, perché noi vediamo la strada che è crollata, no? È la strada quella un po' della discordia, del cancello chiuso, da qua si può un po' vedere che è crollata appunto, grazie al nostro Giuseppe Messina riusciamo a vedere quello che è la distruzione e poi ti dico anche che il lungomare di Catania in questo momento è chiuso, o meglio c'è una corsia aperta, è quella che va da Cicastello verso Catania e poi l'altra corsia, quella che va appunto da Catania da Cicastello, è chiusa, come diceva un po' ieri il sindaco trentino proprio al nostro focus. Ora bisognerà capire quali sono ovviamente come proseguirà questa situazione, mentre noi vediamo veramente le forze dell'ordine un po' tutti qua a capire, a monitorare qual è la situazione, carabinieri e polizia insieme. Ecco, ovviamente c'è il pericolo di sciacallaggio, quindi sono tutti qua presenti, ma la situazione è preoccupante come abbiamo visto dalle nostre immagini. Insomma, San Giovanni Liguti è distrutta e soprattutto in questo momento è chiusa, l'accesso ovviamente è contingentato e non si può andare da una parte all'altra, non si può arrivare diciamo dove c'è la piazzetta perché i detriti in questo momento occupano la carreggiata. Grazie Edoardo per questo tuo contributo, continueremo nel corso della giornata con i nostri telegiornali a raccontare quanto accaduto, questa devastazione provocata dal ciclone Harry ma soprattutto cercheremo di capire adesso cosa diciamo, la politica soprattutto intenderà fare per sostenere, per supportare i territori, ci riferiamo al governo nazionale e a quello regionale e poi vedremo che cosa effettivamente si potrà fare nell'immediato. Ricordiamo che tutta la costa ionica è stata flagellata, duramente colpita, devastata dalla furia del mare. Allora ci fermiamo, ma appena per vedere la sigla, perché noi a Buongiorno Sicilia cambiamo pagina e cambiamo argomenti da un momento all'altro. Adesso qualcosa di più leggero con il nostro Marco Amato, c'è l'oroscopo, parte la sigla. Molto bene, grazie a Marco Amato per essere con noi anche oggi. Buongiorno e ben trovato Marco. Buongiorno e ben trovato Angelo e buongiorno Sicilia. Allora, la Sicilia di Scilla e Cariddi sembra proprio essere protagonista per adesso, ma le stelle auspicano bene. Luna in pesci oggi, qui Nettuno dominante, per cui proprio è il dio dei mari che si scatena in una gara di solidarietà, quindi sono fiduciosissimo
La nostra Sicilia ancora una volta, come sempre, risorga come una fenice, questa volta magari non dal fuoco ma dalle acque. Dunque andiamo a noi, inizia un periodo decisamente molto piacevole per l'astrologo, anche perché questo è il periodo dell'anno in cui iniziano le candidature agli Oscar, poi tra 2 settimane avremo le premiazioni, poi inizierà la settimana santa di Sanremo, come amo chiamarla, e con la quale mi diverto molto con Angelo Gaiano a commentare. Ed ecco allora cosa dicono di Sanremo, le stelle. Marco, a proposito di Sanremo, diciamo subito che quest'anno racconteremo il festival da dentro, lo racconteremo in diretta, faremo vedere tantissimo e quindi ci sarà modo di sentire i protagonisti, anche a Buongiorno Sicilia faremo delle finestre in diretta con il festival, più avanti racconteremo la nostra esperienza sanremese, visto che tu l'hai tirata in ballo, insomma, abbiamo voluto anticipare qualcosina questa mattina. Abbiamo questo anticipo. Esatto, e sarà ancora più. Allora, a proposito di candidature e di kermesse, qua inizia anche quella degli Oscar, per cui le candidature sono tante, come quella di Timothée Chalamet con Marty Supreme, Leonardo DiCaprio, una battaglia dopo l'altra. Insomma, quali pronostici ci sono? Sicuramente favoritissimi segni di terra, quindi io tifo sempre per Timothy, che è un Capricorno. Quest'anno però c'è da dire che le novità sono tante, perché viene inserito dal 2026 per la prima volta il premio per l'Oscar ai casting, ma non solo. Nella lista dei partecipanti ai film ce ne sono molti in lingua non inglese, per cui questa volta gli Oscar strizzano l'occhio in maniera un pochino più cosmopolita e più aperta che mai. Ne vedremo delle belle, più avanti daremo poi dei pronostici un pochino più puntuali su tutto quanto e tutti quanti. Adesso andiamo un po' a vedere la situazione astrologica. Dicevo, Luna in Pesci e Nettuno dominante, per cui pianeti molto empatici, che rispondono alla funzione marina. Ariete, un po' di confusione emotiva per oggi, quindi oggi non prendetelo proprio troppo sul serio per quello che dice. Toro, invece voi siete molto ammorbiditi, molto più romantici e consapevoli del fatto che state vivendo un momento in cui l'affetto vi protegge un po' da tutto. Gemelli, ottima configurazione perché i trigoni in Acquario vi fanno letteralmente d'oro, anche se Luna e Nettuno sono un po' contro e vi invitano a riflettere un po' su come voi avete confuso determinati ruoli o situazioni. Cancro, ottimo per voi tra la Luna in Trigono e i pianeti in Acquario che vi fanno sognare. I Cancro oggi sentono il bisogno di fare qualcosa di protettivo per gli altri. Leone, per voi le opposizioni planetarie presentano delle problematiche che risolverete tutte a uno. Forse, probabilmente state cominciando a ribaltare la prospettiva, il che è una guarigione nel vostro caso. Vergine, Luna particolarmente emotivi ed empatici. Oggi c'è un incontro speciale, piacerete molto alle persone che incontrerete, non tanto per la professionalità quanto per la pulizia interiore che sempre presentate. Bilancia, i 5 trigoni di pianeti stupendi che finalmente vi traghettano, vi trainano verso una dimensione risolutiva. Luna e Nettuno in Pesce ancora non riescono a farvi passare le paure emotive che avete per il cambiamento. Osate, forza. Scorpione, Luna e Nettuno dalla vostra parte oggi, particolarmente prodighi di tanti sentimenti ed emozioni. I pianeti in Acquario però vi dicono che è il caso di rimanere coi piedi per terra, di occuparvi della casa, del lavoro e di cose un pochino più concrete. Sagittario, per voi oggi l'umore non è dei migliori, ma sicuramente sarete più fattivi, più pratici, morirete dalla voglia di capire cosa potete fare e farlo in squadra, bravissimi. Capricorno, Luna e Nettuno, i vostri sentimenti sono fino a tutto l'ammasso in Acquario vi dice che è il momento di osare economicamente. Acquario, per voi una compagine planetaria stupenda capitanata da Urano in Toro con un bellissimo trigono, tutto sembra andare al suo posto, vi sentite compresi e anche presi dall'amore. Pesci, oggi la vostra Luna si diparte in 1000 direzioni, empatici come non mai, presenti e vicini e con la voglia di diversificare, di diramare tutta una serie di direzioni affettive e lavorative.
E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia, a domani. Grazie Marco, a domani, e ci racconterai come sarà il fine settimana per tutti noi, secondo chiaramente le previsioni delle stelle. Grazie, grazie ancora, e adesso noi ci fermiamo, siamo arrivati alla fine anche per questa mattina per Buongiorno Sicilia. Ci ritroviamo domani come sempre puntuali alle 8. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.